Benvenuti anche oggi a questo nuovo appuntamento con Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. Dal 1° giugno nel litorale iesolano prenderà il via il progetto Beach Steward per combattere l'abusivismo commerciale. Per noi Fabrizio Cibin. Un esercito pacifico per combattere l'abusivismo sull'Arenile. Può essere sintetizzato così il progetto denominato Beach Steward, che partirà a Jesolo dall'1 giugno dopo una prima sperimentazione la scorsa estate. Una nuova e concreta risposta dunque per combattere la battaglia contro l'abusivismo commerciale, ovvero i tanti, a volte troppi, venditori ambulanti che propongono mercanzia di ogni genere, a cominciare dagli oggetti contraffatti, dalle imitazioni di griffe famose, ma anche contro chi arriva a proporre servizi dai massaggi ai parrucchieri da spiaggia. Come e perché è nata questa iniziativa? Ma per dare innanzitutto una risposta a un tema come quello del commercio abusivo sulla spiaggia, che rischia di essere un elemento di deterrenza per scegliere la nostra località per le proprie vacanze, e quindi ritenevamo, sulla scorta di tantissime lamentele ricevute negli ultimi anni, di tentare un modo nuovo di arginare questo problema e non più quindi assumere i vigili stagionali, ma cercare di creare una sinergia forte tra pubblico e privato e sostenere questo progetto della Federconsorzi. Parallelamente all'intervento delle forze dell'ordine, ecco l'idea di un vero e proprio steward. Si tratta di persone che gentilmente invitano i venditori ambulanti abusivi ad abbandonare la spiaggia, comunque a non importunare i turisti. Lo steward si avvicina al venditore abusivo, lo informa che non può accedere all'area in concessione, visto che è un'area che è data ai consorzi, e lo invita a posizionarsi nelle zone non concesse, quindi o verso il marciapiede o verso la battigia. Successivamente darà un opuscolo informativo all'ospite, posizionato sotto l'ombrellone, invitandolo a non acquistare, informandolo dei pericoli che incorrerebbe nel caso dovesse farsi fare dei massaggi o farsi mettere le mani addosso dalla gente che non ha titolo e neanche diciamo un'istruzione per poter fare questo tipo di attività sulla spiaggia. Quanto può essere utile questo servizio a supporto della vostra attività? Ritengo che sia fondamentale questa tipologia di servizio, prima di tutto perché abbiamo una copertura sia il mattino che il pomeriggio di quasi tutte le zone dell'Arenile. Se la Polizia Municipale dovesse aver controllato in questi termini tutto l'Arenile, avrebbe 7 giorni su 7 con circa una quarantina, 40-45 unità di steward, e la Polizia Municipale, per effetto della turnazione, avrebbe dovuto impiegarne quantomeno il doppio. Per la prima volta una località turistico-balneare introdurrà questo servizio, sperimentato con ottimi risultati la scorsa estate, teso a fornire un maggiore senso di serenità a chi è in spiaggia per rilassarsi, divertirsi, prendere la tintarella senza dover essere disturbati da fattori esterni e con la garanzia di avere informazioni in qualsiasi momento della giornata.